Oggi inauguriamo la mostra nell'ex refettorio monastico di Teresa Noto, un'artista meravigliosa, mantovana, dalle grandi capacità veramente di metafora attraverso le sue opere e dell'uso del colore in maniera veramente eccellente. Sono estremamente suggestive e suggeriscono sempre una sensazione di speranza, c'è sempre qualche diciamo luce, anche nel buio più profondo c'è sempre una luce nelle sue opere, quindi devo dire che è un bellissimo messaggio in questo momento. Un'artista donna e la celebriamo oggi festeggiando le donne al posto dell'8 marzo, essendo durante la settimana, un'infrasettimanale, sfruttiamo il weekend e rimarrà qui in visione, insomma visibile a tutti i visitatori ogni weekend fino al 27 marzo. Qua c'è una raccolta di quadri che vanno dal 2003 al 2022, per cui si comprende un arco abbastanza vasto, sia nel genere di pittura astratta e anche figurativa, sia nell'espressione del colore, nell'espressività della materia. La tecnica è cemento, per cui deve essere molto rapida, per cui l'esecuzione deve essere rapida e veloce, insomma. L'arte di Teresa Noto è un'arte che parla un linguaggio universale, è la pelle della pittura increspata dalle esperienze, dai dolori, dalle sofferenze ma anche dalle gioie, è la stratificazione dei nostri giorni e del nostro tempo che assume un valore universale. Con Teresa Noto si parla di spazio, di tempo e di femminilità, una femminilità che è un'espressione della rinascita, una rinascita che con le parole di Pablo Neruda è la vera essenza del nostro percorso di esseri umani. Siamo nati per non nascere ma per rinascere ogni giorno e dare speranza. La pittura di Teresa Noto è un'espressione cosmica di luce e di speranza nel senso di questa visione universale e cosmica che in questi giorni, in questi tempi per noi è così essenziale e così importante. Non sei venuto questa sera all'appuntamento, va bene che c'era un po' di vento e non ti avevo detto da che parte della stanza. E non sapevi, poverino, l'ora esatta. A conclusione poi della giornata, sempre dedicato alle donne, una performance di teatro magro, un vero e proprio viaggio tra letteratura, prosa, poesia, musica, dedicata alle donne. Si chiama Carezze, non solo l'8 marzo, e quindi festeggiamo le donne concludendo con questo spettacolo. Ascolta, ti capisco. Ma dovresti fare qualcosa per quelle pustole. Se tu lo facessi sparire, saresti anche piuttosto carina.